Giuseppe Conte. Invito anche il Presidente a votare. Grazie Presidente, il microfono. Buonasera a tutti, grazie per questa presenza. Io rappresento un'intera comunità politica, il Movimento 5 Stelle. Conoscete, se ci seguite, la nostra battaglia. La nostra battaglia è per maggiori tutele sempre e comunque nel mondo del lavoro. Abbiamo l'opportunità per rivendicare ed affermare concretamente maggiori tutele e credo che ce ne siano assolutamente bisogno, perché l'evoluzione del nostro sistema economico a livello nazionale e internazionale prevede l'arricchimento di sempre meno persone e l'impoverimento in termini economici ma anche di tutele invece della restante parte della popolazione. Lo stiamo vedendo a tutti i livelli, in Italia ancora di più. Viviamo una situazione drammatica, viviamo una situazione in cui il potere salariale decresce sempre più, c'è un ceto medio ormai completamente impoverito. Abbiamo visto anche il crollo, da ultimo, dei consumi, che si ricollega anche a un tracollo della produzione industriale. Abbiamo un problema di salario minimo. L'altro giorno ho incontrato Yolanda Díaz, vicepresidente del governo spagnolo, ministra del lavoro. Mi confrontavo con lei e con loro e che cosa abbiamo noi in meno della Spagna, dove c'è un salario minimo come in tantissimi altri paesi europei? Anzi, lo hanno aumentato. E da noi invece il governo dice no al salario minimo. Cosa abbiamo noi rispetto alla prospettiva di una riduzione ragionevole del tempo di lavoro per consentire a lavoratrici e lavoratori di poter coltivare anche uno spazio di vita personale, per poter lavorare in modo più coinvolgente, in modo più soddisfacente, per poter risparmiare un po' di spazio per gli affetti, per gli interessi anche extra lavorativi. Cosa abbiamo noi per non affermare anche in Italia il diritto alla disconnessione, per quella disconnessione digitale, per cui quando termina il tempo del lavoro non devi rimanere lì catturato, sempre pronto a rispondere, collegato e non staccare mai la tua spina mentale. Ecco allora che abbiamo dei referendum sul lavoro che sono 4. A leggerli, ditemi voi, come si fa se tu hai un rapporto di lavoro e non sei dall'altra parte, dalla parte del datore di lavoro? Come fai a dire no, non voglio maggiori tutele? Come fai a dire che non vuoi rivendicare una tutela più efficace, reale, contro i licenziamenti illegittimi, se sei dall'altra parte, dalla parte di chi presta le energie psicofisiche contro una retribuzione spesso misera, spesso sfruttata? Come fai a dire che non vuoi estendere la tutela contro i licenziamenti illegittimi anche per realtà imprenditoriali più piccole? Come fai a dire che di fronte a un esercito di precari, precariato selvaggio, abbiamo un esercito di 6 milioni di lavoratori precari part-time a tempo determinato, non preferisci invece limitare questa possibilità? Noi l'abbiamo fatto, ricordate, col decreto dignità. Abbiamo detto: se vuoi concludere un contratto di lavoro a tempo determinato, fallo pure, ma deve essere l'eccezione, non può essere la regola. Mi devi spiegare come e perché ti serve. Occorrono quantomeno le causali. Occorre quantomeno che in trasparenza mi spieghi perché è così funzionale per la tua organizzazione un contratto che ovviamente non offre una prospettiva a tempo indeterminato. E poi ditemi, per venire al quarto quesito, in un paese in cui si muore per il lavoro,
in cui la media è di 3 lavoratrici e lavoratori al giorno che muoiono, significa 1000 famiglie all'anno che piangono i propri cari per morti, che sono morti sul lavoro. Come fai a dire che non vuoi maggiori tutele e non vuoi andare a chiarificare, regolamentare più efficacemente quei rapporti che si sviluppano, quella filiera tra appalti e subappalti che crea oggettivamente una deresponsabilizzazione? Né più e nemmeno sono questi 4 i quesiti. Un attimo, arriviamo al quinto. Stavo parlando di lavoro. Allora, scusate, in un paese normale, di fronte a questi 4 quesiti, che cosa dovrebbe accadere? Paese normale, una democrazia, innanzitutto c'è un dibattito pubblico e qui registriamo prima carenza, deficienza, che il sistema anche dell'informazione pubblica non sta facendo il suo servizio pubblico, non sta fornendo gli spazi adeguati di informazione. E allora, grazie, gentilissimo. E questo è il primo punto. E la democrazia può svilupparsi in modo sano solo in un contesto informato, in cui c'è un vero dibattito democratico. Non lo vogliono, non lo consentono. Quindi molti non sanno ancora, dai sondaggi, di che cosa si tratta, di che referendum stiamo parlando. Allora, sul presupposto di un dibattito informato, ditemi, o siete datori di lavoro, o siete lavoratrici e lavoratori, e quindi automaticamente bisogna andare a votare in massa. Sì, ovviamente all'abrogazione di questi 4 quesiti referendari, sì a maggiori tutele. Se non ci vai, come fai a giustificarlo? Come fa una forza anche che ha il governo, lasciamo stare il colore ideologico, il colore politico, come si fa a dire non andate a votare, come stanno facendo le forze di maggioranza, come stanno facendo addirittura qualche alta carica dello Stato? Ma come fa un cittadino che lavora, una lavoratrice, un lavoratore, uno che aspira a lavorare, a non rivendicare più tutele? Dovremmo essere tutti d'accordo. Questi referendum dovremmo vincerli a man bassa, invece stiamo qui a discutere, a sensibilizzarli, a ragionare tra noi, preoccuparci di raggiungere un quorum. Ma non è che in Italia sono tutti figli, amichetti di questa maggioranza di governo che ha sistemato parenti, amici e amichetti. Non è che tutti possono sperare e possono fare a meno delle tutele nel mondo del lavoro perché hanno rapporti personali. Ormai, guardate, questa maggioranza chi doveva sistemare? Ha sistemato in tutti i possibili anfratti, in tutti i pertugi dello Stato e del parastato. Quindi chi si doveva sistemare si è sistemato, tutti gli altri. Faccio un appello pubblico: come fate a non venire a votare? Come facciamo a rimanere a casa, a farci fregare da questi esponenti di maggioranza che stanno con le banche, che stanno con le assicurazioni, con le industrie delle armi, stanno con i poteri forti, a Washington si inchinano, che sia Biden o Trump non serve, l'importante è chinarsi sempre quando si va a Washington, che si inchinano a Bruxelles, sottoscrivono pacchi di stabilità, sottoscrivono tagli alla spesa sociale per 13 miliardi l'anno, poi ritornano a Bruxelles per chiedere lo scorporo delle sole armi, spese militari, poi ci ritornano ancora per sottoscrivere un piano di riarmo che serve solo a riarmare la Germania. E adesso, ciliegina sulla torta, ritorneranno ancora, andranno all'Aia a giugno a sottoscrivere un aumento al 5% nell'ambito NATO della spesa rispetto al PIL. Signori, questo è il nostro paese, è un mondo capovolto, è un mondo dove non c'è più nessuna razionalità, è un mondo in cui solo noi ci possiamo far male se non andiamo a votare. Quindi bisogna esercitare i diritti democratici, è un'occasione.
perché qui non si tratta di un progetto di riforma complesso, qui si tratta, con un tratto di penna, con una X, di avere dal giorno dopo maggiori tutele contro gli infortuni sul lavoro, contro i licenziamenti illegittimi, contro il precariato. Ed è questa la nostra posizione da sempre della comunità politica che io rappresento. Ci siamo sempre battuti per maggiori tutele, ci siamo sempre battuti per tutelare chi non ha voce, gli invisibili, i tanti che aspirano e non riescono a entrare nel mondo del lavoro, oppure invece entrando ci sono sfruttati con paghe assolutamente al di sotto della soglia riconosciuta dalla nostra Costituzione, la soglia della dignità. Grazie a tutti. Il quinto referendum è molto chiaro, la posizione della mia forza politica, ci siamo riuniti, ci siamo confrontati. Noi siamo convinti assolutamente che nel nostro Paese lo Ius Scholae sia la soluzione. Lo Ius Scholae abbiamo presentato una proposta dalla scorsa legislatura, non è nulla di improvvisato, l'abbiamo ripresentata in questa legislatura, prevede un semplice ciclo scolastico per consentire a tutti coloro, i bambini che giocano con i nostri figli che sono stranieri, di poter acquistare la cittadinanza. Vedete perché lo Ius Scholae per noi è fondamentale? Perché la scuola, la formazione, l'istruzione ti consente un percorso di integrazione culturale. Studi e conosci la nostra cultura. Il dimezzamento da 10 a 5 anni ci lascia, lo dico molto francamente, un po' perplessi, perché riteniamo che non sia agevole da convincere la maggioranza della popolazione. Noi rischiamo una battaglia giusta di affossarla, non so, per 10 anni. Se si perderà questo referendum non si potrà più toccare questo tema. Abbiamo deciso di lasciare libertà di voto su questo punto. A titolo personale io voterò sì. Grazie. Grazie Presidente Conte.